Altro che ottavo tribunale del Veneto, mentre a Bassano si continua a sognare il tribunale della Pedemontana, dall'ormai ingolfato tribunale di Vicenza arriva giusto un contentino alla città ai piedi del Grappa e si apre nell'ex palazzo di giustizia di via Marinali uno sportello per cittadini ed imprese. Già, magra consolazione, ma meglio di niente, c'è da dire. Un ufficio che potrà svolgere una serie di funzioni per evitare fondamentalmente dei viaggi a Vicenza. Dal suo canto il sindaco Poletto assicura che la battaglia per l'apertura del Tribunale della Pedemontana non si ferma, anzi, il comitato è sempre più agguerrito. La volontà del Comitato per il Tribunale, che io sposo in pieno, dal convegno di Asolo in poi, è quella di mantenere molto alto il livello di attenzione e anche di pressione politica e non solo politica, perché un giorno possa vedere la luce il Tribunale della Pedemontana. Per quanto riguarda questo sportello, aperto da mercoledì 26 ottobre, guardando il bicchiere mezzo pieno, sarà obiettivamente di aiuto a numerose fasce sociali. Tutto ciò che può servire al territorio a evitare spostamenti, a facilitare la vita delle imprese, dei cittadini, dei professionisti, credo che da sindaco debba essere letta sicuramente come una buona notizia. Questo sportello semplifica la vita in certi ambiti a cittadini ed imprese. Vero è che se a Bassano ci fosse ancora il tribunale, se da Roma non fosse arrivata questa falce impietosa il territorio, lo ricordiamo ancora una volta, tra l'altro già dotato di un nuovissimo palazzo costato 12 milioni di euro e mai utilizzato, non avrebbe bisogno di elemosinare quei servizi indispensabili e basilari che fino a 3 anni fa funzionavano alla perfezione e davano risposte celeri e sicure ai privati e alle imprese.